Buongiorno, ben ritrovati. Sabato 7 giugno, eccoci in diretta con il nostro Focus TG. In questa giornata saranno tantissimi davvero i collegamenti. C'è diversa cronaca dal Veneto oggi, c'è anche parecchia politica. Noi iniziamo subito andando in diretta da Vicenza, dove c'è stato nella notte uno schianto con un'auto in uno dei luoghi di passaggio della città, Ponte San Michele, rimasto gravemente danneggiato. Sul posto per noi ci sono Daniele Garbin ed Alberto Pivetta e vedo anche Francesco Rucco. Buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, confermo, siamo proprio qui sul posto a Ponte San Michele, un ponte del 1600 nel cuore storico di Vicenza, poco qui la piazza dei Signori. Come l'ex sindaco Francesco Rucco, ora consigliere comunale d'opposizione Fratelli d'Italia, insomma avete deciso di convocare una conferenza stampa, perché quello che è successo a grandi linee è che questa notte verso le 4 una macchina condotta da 3 ragazzi, magari una notte brava, su questo saranno momenti delle indagini in corso, non sappiamo esattamente per quale motivo, insomma ha sbattuto questo paracarro che si sta facendo adesso vedere il collega Pivetta. In questo momento non c'è perché è stato proprio rimosso, probabilmente per restaurarlo e metterlo al sicuro, e poi quel muretto che è stato proprio scaraventato a terra in maniera violenta, un oltraggio inaccettabile, perché è veramente un affronto in questo ponte storico e non si capisce il motivo per cui questa macchina lanciata su un ponte pedonale fosse lì e in questo modo. Alcune ipotesi parlano di una festa a Monteberico per la fine dell'anno scolastico, qualcuno una festa sfuggita, insomma al momento i motivi non si sanno. Si sa che questi 3 ragazzi in quest'auto hanno sbattuto e hanno fatto questo scempio, adesso è un continuo susseguirsi di vicini, vicentini che arrivano, vengono a verificare di persona cosa è successo, perché è un continuo via vai vedere questa situazione. Non si capisce proprio perché uno è rimasto ferito e è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso questa mattina, però di più al momento. Per voi cosa significa questa situazione, Francesco Rucco? Vanno sicuramente accertate le responsabilità rispetto all'accaduto e individuare i responsabili, fare le opportune denunce, verifiche del caso e poi anche chiedere che chi ha sbagliato risarcisca, perché questo è un danno importante. Qui siamo sicuramente intorno ai 100.000 euro di danni. Un ponte restaurato da pochi anni, su cui abbiamo voluto, contro gli atti vandalici, installare qualche anno fa una telecamera che spero aiuti a ricostruire l'accaduto delle ore di questa notte. I vicini hanno raccontato che è intervenuto intorno alle 4 e mezza del mattino, quindi c'è stato anche un ferimento di un ragazzo che è stato ricoverato, quindi bisogna capire prima la dinamica e poi eventualmente tirare le conclusioni. La cosa che però dico è che non passi che a Vicenza regni l'impunità, che tutti possono fare quello che vogliono, perché questo sarebbe veramente inaccettabile. Non deve passare questo messaggio quindi di condanna a prescindere, perché per salire su questo ponte è evidente che si è forzato la mano, quindi basta guardare il paracarro che c'è, si capisce bene che è stato forzato. Ecco, diciamo che questo punto poi anche, ricordiamo storicamente, era una zona che era attenzionata proprio perché era un ritrovo, magari c'è stato anche atti di vandalismo, non a caso i vicini avevano già installato delle telecamere, anche voi avevate fatto la stessa cosa, no? Per cui era già attenzionato per evitare che proprio prendesse possesso magari qualche gruppo poco raccomandabile. Sì, ovviamente il contrasto era chi stazionava qua, beveva, dipingeva su un ponte del 1600. È stato fatto anche un bellissimo restauro, tra l'altro proprio qualche anno fa, da un nostro consigliere comunale che allora era progettista, che è l'architetto Stefano Notarangelo, che arriverà anche a pochi minuti, e questa sera accade questo, quindi è evidente che in città c'è una situazione in cui c'è un difetto di controllo del territorio questa notte. Ricordiamo che un mese fa praticamente c'è stata anche una marcia di commercianti e cittadini che hanno chiesto: Vicenza pretende più sicurezza, no? In generale era un senso in questo caso per quello che rischiano anche i commercianti, ma i cittadini, vero? Vicenza pretende controllo del territorio a tutte le ore del giorno e della notte. Io avevo provato anche a estendere la polizia locale il turno notturno, poi mi sono trovato gli scioperi
contro, è evidente che si sta lasciando un po' andare questa situazione. Non possiamo abbassare la guardia rispetto alla maleducazione, al vandalismo, alla delinquenza e tutto ciò che ne consegue. La città chiede questo a gran voce. Questo adesso capiremo cosa è successo, perché tirare conclusioni in questo momento è prematuro, però credo che insomma quantomeno chi ha preso contromano il ponte penso che sapesse insomma dove stava andando. È evidente che è un ponte pedonale storico che non poteva essere accessibile. Va bene, intanto ringraziamo Francesco Rucco, tra un po' vedremo anche una conferenza che avete convocato qui. Per il momento Lina è tutto da Vicenza, restituisco la linea. Grazie Daniele Garbin e Alberto Pivetta, grazie naturalmente al consigliere Rucco. Allora andiamo cortesemente, regia, oggi con noi Mattia Pizzaia e Italo Morao sull'home page del Gazzettino che dà un focus delle principali notizie, partendo da Borgoricco, sbalzato dall'auto, finita contro il guardrail, muore a 20 anni, travolto sulla strada da un altro veicolo. Ne parleremo tra pochissimo con Chiara Gaiani, che è collegata dal posto. Poi la politica, Luca Zaia, il terzo mandato e buonsenso, ora troviamo la quadra. Sentiremo l'assessore regionale Marcato su questo tema tra poco, e poi ancora la vicenda della sexy maestra di Treviso, Elena Maraga, che ha denunciato il papà spia di OnlyFans. Poi diverse altre notizie. Allora vediamo se è pronta la nostra Chiara Gaiani proprio da Borgoricco. Tra l'altro il padovano funestato da 2 incidenti mortali purtroppo questa notte, la dinamica tragica che ha portato alla morte di questo ragazzo appena 20enne. Chiara, buongiorno. Sì Lina, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Francesco Ratai ci troviamo lungo la strada regionale 308 del Santo. L'incidente, come dicevi, è avvenuto nel territorio di Borgoricco. Probabilmente l'auto sulla quale viaggiava anche lo sfortunato in realtà non è ventenne, i 20 anni non li ha ancora compiuti, ne avrebbe 19 questo ragazzo. Rientrava verso Campo San Piero, dove è residente sia lui sia il ragazzo che era alla guida. Lui viaggiava nel sedile posteriore per cause che ovviamente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, all'altezza del punto che adesso il collega Francesco Ratai cerca di farvi vedere. Come vedete ci sono molti veicoli lungo, questa adesso è una strada davvero molto pericolosa. Ecco, all'altezza del guardrail il ventenne, la guida del veicolo, una Focus, ha perso il controllo del mezzo, carambolando prima sul guardrail. Il giovane che era seduto dietro, 19 anni, è finito nella carreggiata opposta, dove sopraggiungeva un altro veicolo, una lanciamusa condotta da un giovane di 24 anni che non è riuscito ovviamente a frenare, l'ha travolto in pieno non lasciandogli alcuno scampo. Una nuova tragedia che colpisce questa strada segnata da molti lutti, da molte croci, avvenuta intorno alle 2 di questa notte. Una tragedia su cui stanno cercando di far luce i carabinieri della compagnia di Cittadella e anche di Piazzola. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, accertamenti sono anche in corso sulla patente del ragazzo che era alla guida. Lo dicevi prima Lina, non l'unico incidente nelle strade del Padovano, 2 sono state purtroppo le vittime nelle ultime ore. Dal nord della provincia di Padova ci spostiamo verso sud, per la precisione a Sant'Elena, dove verso le 10 di ieri sera un uomo del posto di 63 anni che viaggiava in scooter è stato travolto da un'auto. Anche questo impatto è stato tragico, non gli ha lasciato scampo, si piange anche qui una vittima. Anche qui stanno indagando i carabinieri. Strade davvero del Padovano che purtroppo questa notte sono state teatro di incidenti tragici. Vi aggiorneremo con tutti i dettagli, con tutte le notizie nelle edizioni di questa serie. Io ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Francesco Ratai da Borgoricco. La linea può tornare allo studio. Grazie
Grazie a Chiara Gaiani e Francesco Ratai. Purtroppo è una conta quotidiana quella degli incidenti sulle strade del Veneto. Ce n'è stato uno questa mattina, siamo a Valdobbiadene, per fortuna senza conseguenze sulle persone, erano circa le 5:45. I vigili del fuoco sono arrivati dal distaccamento di Montebelluna qui in via Europa per la fuoriuscita, lo vedete, autonoma di un mezzo pesante. Il camion, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori dalla carreggiata invadendo un vigneto e terminando la propria corsa ribaltato su un fianco. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza il mezzo, naturalmente. Illeso, come detto, l'autista, sul posto anche i carabinieri. Parliamo di degrado adesso, ci spostiamo a Bassano del Grappa, in particolare nel quartiere Rondò Brenta. I colleghi della redazione di Bassano, dopo i ripetuti episodi di degrado, hanno incontrato il presidente del quartiere proprio nel parco dove sono stati registrati gli ultimi atti vandalici. Sul posto Mirko Cavallin con Alessandro Costacurta. Vediamo. La fontanella del parco di via Trentino in quartiere Rondobrenta Tre Ponti è stata ripristinata in un paio di giorni, ne avevamo parlato proprio alcuni giorni fa. Bentrovati da Bassano del Grappa con la presidente del quartiere Nunzia Attianese. Insomma, partiamo intanto da questa buona notizia. Assolutamente sì, c'è stato un intervento tempestivo e con segnalazione sono intervenuti subito e hanno sistemato il tutto, chi di dovere, oltre ad aver tagliato anche i rami in modo da far vedere il cartello. L'altro giorno si è parlato anche alcuni residenti e passanti, insomma, hanno parlato di situazione di degrado, di difficoltà per questo episodio che riguardava la Fontana e altri precedenti. Lei come risponde? Io penso che nel nostro quartiere sì. È vero, non giustifico il fatto che abbiano rotto una fontana, però molto probabilmente è stata una bravata di ragazzini che in questo momento, avendo finito la scuola, non sanno cosa fare. Però ci tengo a dire che degrado e microcriminalità, come era stato riferito, non ce ne sono di casi, anzi ci terrei a dire che penso sia uno dei quartieri in cui si mette più in gioco. Noi come comitato abbiamo aderito a diversi progetti, quale la Convenzione del Verde, quindi ce ne occupiamo in prima persona, abbiamo aderito a Ci sto a fare fatica, siamo in continua collaborazione col Comune per altri progetti e per eventuali problemi. Io penso che il problema principale sia quello dei residenti, cioè devono avere il coraggio di mettersi in gioco, di aiutare i volontari, perché noi ci siamo sempre, però la differenza la fanno anche loro. Ecco, allora dovesse capitare qualche altro episodio, qui ripeto più volte siamo stati a documentare alcune situazioni, diciamo, di piccolo disordine, lei che invito fa? Io inviterei in prima persona magari a riferirsi a noi del comitato, perché io comunque magari non sono perennemente presente per altri impegni, però mi adopero subito io come gli altri volontari. Noi ci siamo e sistemiamo sempre tutte le situazioni che troviamo, magari che non siano ad hoc, però oltre al fatto che chi ha piacere noi lo aspettiamo, se ci aiuta più siamo, facciamo la differenza. Questo tra l'altro è un quartiere con due parchi, c'è questo di via Trentino e c'è quello vicino alla scuola. E in realtà sono tre, perché abbiamo anche il parco, quello gigante della Metalba, quindi realmente noi ne abbiamo tanto da tagliare, da pulire, da sistemare, quindi noi ci impegniamo tanto per questo. A questi ragazzini che magari fanno qualche bravata, lei cosa dice anche da mamma? Allora, da mamma dico che non è il caso, piuttosto venite a chiederci, noi vi troviamo lavoro da fare. Peraltro cosa posso dire? Aderite a Ci sto a far fatica, che magari facendo un po' di fatica capite che non è il caso di distruggere le cose altrui. Grazie a Nunzia Attianese, presidente del quartiere Rondobrenta Tre Ponti. Alessandro Costacurta alla parte tecnica, da Bassano del Grappa è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallin. Allora continuiamo a parlare di vandalismi, ci spostiamo a Noale perché questa notte c'è stato un raid vandalico allo storico palio di Noale che attira ogni anno migliaia di visitatori. Sul posto per noi c'è Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria, vedo anche un ospite.
Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, c'è un ospite, si tratta di Massimo Casotto, che è il presidente dell'Associazione del Palio di Noale. Dunque andiamo subito a capire che cosa è accaduto. Buongiorno Presidente, grazie per averci raggiunto proprio così all'ultimo, perché come vediamo state lavorando tantissimo, perché ormai insomma il tempo stringe, siamo proprio agli sgoccioli per l'avvio del Palio, ne parleremo poi anche in un secondo momento. Però che cosa è successo? Un episodio abbastanza spiacevole, soprattutto per i volontari e per chi fa tanto per questo Palio gratuitamente, diciamolo. Assolutamente, intanto buongiorno a tutti. Allora, purtroppo succede che noi ci impegniamo tanto con i lavori, ci impegniamo tanto col fatto di allestire al meglio, e purtroppo succedono delle cose incresciose, tipo questa mattina presto, dove alcuni, chiamiamoli ignoti pur sapendo che sono dei gruppi di persone che frequentano le zone, si divertono a rovinare quello che è di tutti, quindi a buttare nel canale attrezzature che servono per il Palio, a cercare di dar fuoco a quelle che sono le strutture che sono montate. Fortunatamente non sono riusciti nel loro intento, perché cerchiamo di utilizzare materiali ignifugo, cerchiamo di essere al meglio con tutte le sicurezze, però il fatto che creino dei danni è sempre un problema e purtroppo bisogna fermarli. Adesso noi stiamo anche valutando e verificando anche con i carabinieri quelle che sono le telecamere che ci sono in zona, per cercare di identificare gli autori di questi atti vandalici, sperando che non si ripetano, perché noi siamo qua questa fine settimana e di prossimo fine settimana con tutte le strutture. Abbiamo anche dei servizi di sorveglianza, però purtroppo l'area è vasta ed è difficile controllare tutto, quindi dobbiamo muoverci in sintonia per forza con le forze dell'ordine. Ecco, quello che fa specie, che insomma lascia tanto amaro in bocca, è che in tutto questo lavoro ci siano persone che vogliono distruggere quello che state facendo, anche per la bellezza di Noale e per un evento storico come questo. Quello che fa rabbia è che invece di impegnare il tempo per fare qualcosa di costruttivo, per lavorare con noi, per essere dentro qualche associazione, impegnano il tempo solo a livello distruttivo e per il gusto di distruggere e di fare. Purtroppo in qualche modo sappiamo chi sono, ma bisogna identificarli e dopo cercare di capire come recuperarli, più che punirli, perché probabilmente sarebbe il caso di recuperarli. Ecco, anche questo è un buon presupposto. Detto questo, voi comunque non vi fate intimorire, continuate a lavorare, e allora prima di salutarci e di restituire la linea, ricordiamo ai nostri telespettatori quando sarà il Palio e che cosa succederà. Perfetto, grazie mille. Allora, come vedete, poi ho visto qualche inquadratura, noi stiamo lavorando piuttosto alacremente, perché sono centinaia di volontari che stanno lavorando. Noi abbiamo organizzato quest'anno una novità, quindi il Palio in 2 fine settimana. Questo fine settimana, come festa medievale, diciamo più dedicata a noi che lavoriamo, quindi questa sera ci sarà la cena in piazza fra tutti i contraddaioli, ci saranno migliaia di persone che cenano assieme in piazza. Domani abbiamo l'evento nella parte della Rocca, quindi una sfida fra musici e sbandieratori, per passare al prossimo fine settimana, quindi al venerdì sera abbiamo la cena degli avvocati, che è una cena a carattere storico fatta solo dai nobili, con la speranza di riportarla anche per il pubblico nei prossimi anni. Passiamo al sabato pomeriggio con la presentazione del drappo del Palio, quindi con la chiesa, cioè con la messa, con la benedizione del Palio, per passare all'evento clou, che è la Balla d'Oro, dove le diciottenni del luogo si presentano ed estraggono a sorte quella che doveva essere una dote ai tempi medievali, per passare alla domenica, dove avremo domenica questa, dimenticavo, c'è anche il Palio dei bambini, che abbiamo organizzato con tutte le scuole, dove ogni contrada presenta un lavoro e i bambini possono provare a farlo. Quindi abbiamo sempre un grosso afflusso di scolareschi e di bambini, è molto apprezzato. Sabato prossimo, dicevo, abbiamo la presentazione con la messa, la presentazione del drappo dell'artista, e poi abbiamo l'evento clou, che è dunque la Balla d'Oro, quello che dicevamo. Domenica pomeriggio cominciamo con la sfilata, con la corsa del Palio, con l'apertura di tutti i mercati, perché abbiamo spostato quasi tutto nella parte Rocca, quello che state vedendo adesso, e abbiamo un palco con tutta una serie di spettacoli
in piazza, quindi in piazza ci saranno almeno 25 banchi di vari mestieri, di varie cose che espongono, sempre a carattere medievale. Finiamo con uno spettacolo in piazza e con uno spettacolo piromusicale che concluderà la giornata del Palio. Benissimo, allora ci auguriamo che vada tutto bene, che il tempo sia clemente e soprattutto che non succedano più episodi spiacevoli come quello di questa notte. Ringrazio il presidente Casotto, qui da Noale è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, grazie al presidente. Dunque, bella Noale, ed è davvero un peccato che accadano episodi di questo genere. Allora, se non ci sono altri colleghi in questo momento pronti per la diretta, noi torniamo alla cronaca in questo momento, andiamo a Padova con dei soggetti che avevano trasformato il loro appartamento nel quartiere Portello in un locale abusivo dove vendevano cocktail con tanto di QR code, pensate, per il pagamento. Nei guai sono finiti 5 studenti universitari. Si erano spinti anche a dare un nome al loro punto vendita di alcolici abusivi, Gin e Vino Corner 79. Non si può dire che mancasse l'iniziativa a 5 studenti universitari che avevano trasformato il loro appartamento nel quartiere Portello in uno spaccio di alcolici venduti al modico prezzo di 3 euro al bicchiere, rigorosamente di plastica. Il passaggio dei cocktail avveniva proprio attraverso questa grata all'esterno della quale era pubblicizzata la mercanzia con tanto di QR code per il pagamento online. L'iniziativa, completamente abusiva, non era sfuggita ai residenti e forse ai molti locali presenti in una delle aree della movida studentesca più conosciute di Padova, che hanno fatto una segnalazione alle forze dell'ordine. Gli agenti della questura, presenti in Borghese, dopo aver verificato di persona l'attività illegale, sono entrati nell'appartamento. In cucina, sopra ad un tavolo, c'erano decine di bottiglie di alcolici, tra i quali gin, vino e spritz e altre bevande necessarie per preparare i cocktail. Gli affittuari sono stati identificati. Si tratta di 5 studenti universitari provenienti da fuori regione che hanno ammesso di aver venduto per 3 mercoledì di seguito le bevande alcoliche ad amici. Considerata la gravità di quanto accaduto, al 24enne ligure, sorpreso a vendere drink, sono state notificate 2 sanzioni, una di 5.000 euro per la vendita senza autorizzazione di alcolici e una di 3.000 euro per la mancata registrazione sanitaria, per un totale di 8.000 euro. Stavano girando un video con la musica a tutto volume e uno in piedi nell'auto, l'altro seduto sul finestrino. I giovani fermati e identificati dalla polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, per loro è scattata una pesante sanzione. Le immagini delle telecamere parlano chiaro e mostrano l'auto, un'Audi nera, con un giovane che sporge dal finestrino e l'altro in piedi fuori dal tettuccio del veicolo. Non contenti avevano anche la musica a tutto volume. I trapper, bloccati dagli agenti della polizia locale della Federazione a Campo San Piero, dopo che alla centrale erano arrivate varie telefonate di residenti e cittadini preoccupati. I giovani nell'Audi, conosciuti come musicisti emergenti a livello locale nel genere trap, erano impegnati nella realizzazione in un set del tutto improvvisato di un videoclip. La loro esperienza, rimbalzata velocemente nei social, si è trasformata in una multa salata, soprattutto dopo che gli agenti hanno scoperto che il veicolo, di proprietà di un 47enne di Campo San Piero, era stato sottoposto a diversi fermi fiscali. L'uomo è risultato estraneo alla vicenda. La sanzione di oltre 1.500 euro è stata però notificata al figlio, che era alla guida dell'auto. Scritte xenofobe e razziste accompagnate da simboli che inneggiano al nazismo sono comparse ieri mattina alla Zilmet, un'azienda metalmeccanica di Limena. A darne notizia la CGIL, che ha condannato l'episodio, seguita da Ampi e dal Partito Democratico. Le scritte in stampatello e pennarello nero sono apparse nei bagni dello stabilimento della ditta. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, non si tratterebbe peraltro del primo episodio.
Paura in via Roma, in centro a Padova, per un'asse di legno caduta dal montacarichi di un cantiere durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento. Un passante è stato colpito ed è rimasto ferito. È successo verso le 17:30 di ieri, proprio davanti alla galleria Tito Livio, nel cuore della città. L'uomo è stato soccorso sul posto e poi portato in pronto soccorso. Le sue condizioni non risultano gravi, nonostante siano stati necessari alcuni accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente, oltre a vigili del fuoco e SUAM 118, anche i tecnici dello Spisal per ricostruire la vicenda e capire se erano state prese tutte le precauzioni a norma di legge. Ha cercato e aggredito per uno spintone, la vittima è un 21enne. Per l'episodio che è accaduto in Piazza dei Signori a Padova, i carabinieri hanno denunciato un 16enne. Era fuori da uno dei locali di Piazza dei Signori a Padova con alcuni amici, una serata tranquilla di inizio estate, come tante altre per un giovane 21enne che però ha rischiato di finire in un dramma. Tutto è partito per un incidente banalissimo, forse uno spintone per errore. È bastato un attimo perché il 21enne fosse accerchiato da un gruppetto di giovanissimi bulli, uno dei quali si è scagliato contro di lui, prendendolo a pugni in faccia per poi darsi alla fuga insieme al resto della banda. Soccorso, il 21enne è stato prima medicato sul posto dai sanitari, poi accompagnato in pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Immediata la denuncia ai carabinieri di Padova, che grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle camere presenti in Piazza dei Signori sono riusciti ad identificare l'aggressore. Si tratta di un 16enne che è stato riconosciuto dalla vittima ed era già stato controllato nei giorni precedenti dai carabinieri, sempre nel comparto piazze. Per lui è scattata una denuncia al Tribunale per i minorenni di Venezia con l'accusa di lesioni personali. Torniamo sull'aggressione alla piscina di Monselice. In arrivo un nuovo DASPO per il Trapper Baby Touché. Il gestore Marco Canova dice manca il rispetto delle regole nei ragazzi di questa età. Episodi del genere non capitano tutti i giorni, anzi non capitano mai, ma c'è un disagio, e questo mi dà fastidio a me, giovanile, di una fascia d'età 13-20 anni, italiani, stranieri, altoatesini o siciliani, che sono non inclini a rispettare le regole. Non voleva pagare il lettino come è previsto da regolamento e dopo una serie di minacce, prima a una giovane addetta, poi al gestore, è stato Baby Touché, il trapper 21enne di Monselice, a spintonare Marco Canova, gestore delle piscine. Il video parla chiarissimo e il trapper, più volte alla ribalta delle cronache giudiziarie, prima per la faida con Simba Larù, poi per una rissa al Pride di Padova nel 2023, ai DASPO già collezionati potrebbe presto aggiungerne un altro. Non potranno più venire perché con la mia denuncia fatta ieri mattina, querela d'esposto, denuncia, stanno richiedendo il DASPO urbano perché sono pericolosi quei due soggetti per tutta Monselice. Una contusione e una radiografia in programma per Marco Canova che spiega con amarezza. Avevo un'abrasione, un'abrasione al gomito, un dolore alle costole, mi ha dato 5 giorni in attesa dei raggi. Io sto bene oggi fisicamente, moralmente sono giù di morale perché non tollero che non passa il messaggio che abbiamo un ragazzo convocato in nazionale di nuoto per il secondo anno con 6 titoli italiani, una squadra master che ha vinto il campionato regionale, ma andiamo famosi per queste cose, è brutto. Queste le considerazioni giustamente del gestore. Allora, per parlare invece della meglio gioventù, la potremmo chiamare così, ci colleghiamo subito in diretta da Vedelago con Francesca Bozza e Tommaso Migota e vedo il sindaco Giuseppe Romano perché a Vedelago si è aperta questa mattina la fiera delle belle notizie, proprio gestita, diciamo, dai ragazzi. A te Francesca, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene tu, la miglior gioventù che riesce a trovare le belle notizie, perché sindaco Giuseppe Romano, buongiorno. Di belle notizie ne abbiamo tutti bisogno in questo momento storico.
Certamente sì, sono delle belle notizie, che ci danno la possibilità e la capacità di poter guardare avanti, di pensare che il futuro è ancora roseo, altrimenti se vediamo solo le brutte restiamo tutti quanti male. Ecco, belle notizie che lo diventano ancora di più perché a cercarle, a trovarle sono i ragazzi, spesso coinvolti infatti di cronaca, anche violenti, e invece i giovani che fanno del bene sono la maggior parte. Sì, nella realtà sono pochi i giovani che fanno atti di violenza, nella realtà la maggioranza dei nostri giovani è questa, il nostro territorio, il nostro tessuto è questo che abbiamo visto oggi qui a Vedelago, quindi questi sono i nostri giovani che sono anche un po' impertinenti, passatemi il termine, vanno a chiedere alla principessa del Galles cosa è successo, cosa è capitato e lei correttamente le risponde, quindi bene, ben venga, vuol dire che stiamo diventando qualcosa di importante anche dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del fatto di essere intraprendenti nell'essere diversi rispetto a un mondo che sta cambiando. Ecco, Lina, il sindaco parla della principessa Kate Middleton perché i ragazzi sono stati impegnati per tutto l'anno scolastico a cercare, a sfogliare i giornali, a cercare belle notizie di qualsiasi tenore e oggi le hanno riportate, oggi e domani, dando voce anche ai protagonisti e quindi imprenditori, politici, gente comune, medici che hanno raccontato queste belle notizie. E uno studente, Andrea, ha trovato la notizia della principessa Middleton che raccontava, guarita dalla malattia, la visita che ha fatto all'ospedale nel quale ha ricevuto le cure necessarie. E Andrea ha scritto una lettera alla principessa e mai si sarebbe aspettato che arrivasse dal Palazzo Reale una risposta. Invece una mattina, mentre lui era a lezione, questa lettera dal Palazzo Reale è arrivato a Vedelago, un onore e un orgoglio. Un onore sicuramente, ma anche motivo di orgoglio, perché credo che non a tutti arrivino queste cose e queste lettere, quindi fa sempre piacere, in modo particolare a noi di Vedelago, fa piacere che sia successo questo e saremo ancora qui assieme all'Istituto Comprensivo e a questo territorio che è fatto, ripeto, di imprenditori, di politici, un po' di tutto, per continuare questo percorso che è importantissimo nella crescita dei nostri ragazzi, che ricordo sempre sono il nostro futuro. Grazie davvero al sindaco Giuseppe Romano. Con Tommaso Migot, se non hai domande, Lina da Vedelago è tutto. Grazie Francesca e Tommaso, grazie al sindaco come sempre per la disponibilità. Allora, noi dovremmo adesso passare, prima di andare in pubblicità, alla politica. Vediamo, eccolo lì, scenario magnifico, Filippo Fois con Francesca Pezzo collegato in diretta da l'isola di San Giorgio perché c'è un convegno molto importante. Era atteso il vice premier Tajani, ministro degli esteri, trattenuto però per un impegno. C'è un convegno molto importante, Europa al centro, no? Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno da Venezia, dall'isola di San Giorgio. Il convegno è il convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, quello a cui avrebbe dovuto intervenire anche il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha dato una disdetta proprio questa mattina presto, poco prima che cominciassero i lavori dell'Assemblea. Il convegno, come detto, riguarda i Cavalieri del Lavoro, per cui è molto selezionato. Si tratta di una carica, un'onorificenza che viene conferita in Italia dal 1901, per cui si tratta di una platea di imprenditori che si sono contraddistinti nell'arco della loro carriera per particolari meriti, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Ebbene, oggi al centro del dibattito c'è proprio l'Europa, il futuro dell'Europa, con delle decisioni che non possono più essere procrastinate su quello che vuole essere il nostro continente, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, di fronte alle sfide che sta ponendo questo secolo, che ha un po' rivisto tutti quelli che erano gli equilibri geopolitici che avevano caratterizzato il Novecento. Ebbene, si è detto oggi non c'è un'altra strada se non quella di rafforzare l'unione politica, perché siamo troppo piccoli per reggere da soli come singole nazioni, un po' come era capitato nel 1800, tra il 1861 e il 1870, quando i piccoli stati che all'epoca c'erano in Italia si sono unificati in un unico Stato nazionale. Però ascoltiamo proprio il Presidente nazionale e il Presidente del Triveneto dei Cavalieri del Lavoro che cosa hanno detto riguardo ai lavori dell'Assemblea di oggi. Che Europa vogliamo? Secondo me vogliamo un'Europa molto più unita, coesa,
unitaria di quella che è oggi, e in fondo 250 anni fa abbiamo avuto gli Stati Uniti d'Europa, speriamo che il 2026 sia il primo anno degli Stati Uniti d'Europa. Perché è così importante che l'Europa si unisca? Perché oramai le dimensioni dei paesi grandi del mondo sono molto più grandi di quelle singole dell'Europa, e come l'Italia la facemmo nel 1970 unificando tanti piccoli stati e diventammo analoghi a quello che erano allora gli altri stati, oggigiorno invece abbiamo bisogno che l'Europa si compari alla Cina, agli Stati Uniti, all'India. Si dice spesso che l'Europa è un gigante economico ma un nano politico, però dal dibattito che si è sviluppato anche oggi, insomma, si è sottolineato come ci vorrebbe un piano anche dal punto di vista economico più unitario, soprattutto per quello che riguarda l'industria e la produzione. Ma guardi, economicamente abbiamo certamente molto da fare, però la base delle rettifiche che dobbiamo fare ai trattati sono politiche, non ce ne sono dubbio. L'Europa politica in questo momento non c'è perché le norme non ce lo permettono. Lei è fiducioso? O è fiducioso oppure teme che ci siano troppe resistenze? Molto fiducioso, e ritengo che oggi, e quello che sta avvenendo in altre parti del mondo, aiuti questa fiducia di avere gli Stati Uniti d'Europa. Dice quello che accade di brutto dalle altre parti ci costringe a farlo. Beh, sì, in parte saremo costretti, ma cogliamo queste minacce come un'opportunità. Se c'è qualche scelta impopolare è sempre colpa dell'Europa, ma è così? No, allora, non è sempre colpa dell'Europa, è sicuramente anche colpa nostra italiana se mandiamo in Europa delle rappresentative politiche che sono deboli e non sono coese. Farci la guerra ideologica su temi che sono di interesse reale di tutta la comunità, forse una guerra di retrovia. Ma lei è fiducioso su questo processo di unificazione politica dell'Europa e quanto tempo ci rimane prima che sia troppo tardi? Ma allora devo essere fiducioso, che se non ci si arriva effettivamente siamo destinati a scomparire, siamo troppo piccoli singolarmente per poter giocare un ruolo. Già l'Europa stessa unita non è un colosso enorme, ma è sicuramente più grosso. Quanto tempo? Sempre troppo. Senta, l'Italia ancora può giocare un ruolo importante, perché ultimamente sembra essere uscita un pochino fuori dal quadro, è stata sostituita quasi dalla Polonia, oramai con Francia e Germania. È stata un po' ondivoga, però credo che l'Italia comunque, paese fondatore e comunque buona potenza economica, deve giocare un ruolo. Allora, l'argomento è chiaramente amplissimo e anche molto stimolante. Qual è il primo passo da fare? Quello di togliere il fatto che le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta, vale a dire basta che un paese non sia d'accordo per cui si blocca tutto. Questa è la prima riforma da fare, e come la si fa? Ripartendo con un primo piccolo nucleo di stati che si trovino d'accordo, probabilmente i più grandi come sono appunto la Francia, la Germania, la Spagna, l'Italia. Sarebbe un'Europa a due velocità? Sì, ma c'è stato detto l'Europa a due velocità già esiste, è quella dell'euro, perché una parte dell'Unione Europea l'ha adottata come moneta, un'altra parte ancora no. Per ora direi che da Venezia è tutto. Lina, ti restituisco la linea. Grazie Filippo Fois, grazie Francesca Pezzo che è con lui all'Isola di San Giorgio. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG, siamo alla politica perché ci sono fermenti di nuovo sul tema terzo mandato che in vista delle elezioni regionali di questo autunno naturalmente svolterebbe o rigirerebbe ancora una volta le carte in tavola, in particolare nel centrodestra. Allora stamattina a Vedelago la nostra Francesca Bozza insieme a Tommaso Migotta ha intercettato la manifestazione dedicata alle belle notizie, l'assessore regionale Roberto Marcato che senza peli sulla lingua ha sempre commentato i temi politici poi in vista delle regionali, che giustamente dice terzo mandato anche per gli assessori. Allora sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Riaccende il dibattito politico, l'apertura a livello nazionale di Fratelli d'Italia sul terzo mandato per i governatori. Insieme a noi l'assessore Roberto Marcato che accoglie come questa apertura, come va letta?
Non lo so, perché la politica spesso e volentieri è molto difficile da leggere, si dice una cosa in realtà per dirne un'altra, non lo so, io sono abituato a commentare i fatti. Però per adesso non c'è ancora un fatto. Dopodiché mi permetto di dire che se il tema del limite dei mandati è un tema valoriale, ideologico, per cui è profondamente sbagliato mettere un limite ai mandati, allora abbiamo un'occasione straordinaria. Siamo l'unica regione che ha i 2 mandati blocco per gli assessori. Una legge fatta e voluta da noi in un momento evidentemente di estraneità dell'intelligenza. Allora, partiamo da questo, ci mettiamo 10 minuti, togliamo il limite agli assessori, intanto iniziamo se è vero che è solo un tema di limite, dopo se sono altre cose allora non lo so, ma se è solo un tema di civiltà, togliamo il limite ai mandati agli assessori in Regione Veneto. Per quanto riguarda invece i governatori, qualcuno vede questa apertura come un compromesso, diamo qualcosa alla Lega per Veneto, Friuli Venezia Giulia in cambio della Lombardia. Ma sai, io da Veneto mi interesso evidentemente al Veneto. L'ho sempre detto, per me ci deve essere continuità, abbiamo dimostrato di saper governare questa regione come nessun altro, siamo in grado di continuare a governare con questa eccellenza, per cui se fosse anche che danno il quarto mandato al Presidente Zaia e continuiamo noi e ci rimette la Lombardia, insomma io da Veneto penso al Veneto. Insomma, i lombardi hanno anche troppo interferito negli anni in Veneto. Pensiamo ai veneti. Salvini dice c'è tempo per discutere fino all'autunno. Fratelli d'Italia dalla sua dice si apre solo al dialogo, cioè c'è un po' di interlocuzione ancora. Ma insomma io credo che i veneti meritino di avere qualche notizia certa. Insomma, siamo a giugno, dovremmo andare al voto a novembre. Insomma, immaginare che si vada dopo l'estate per le decisioni lo trovo poco rispettoso nei confronti dei veneti. Si trovino le segreterie regionali, perché in casa nostra comandiamo noi altri, decidano a chi spetta e si parta con una campagna elettorale che possa raccontare e dire ai veneti quali sono le nostre idee per il Veneto dei prossimi 5, 10, 20, 100.000 anni, perché ci sono dei temi che stanno particolarmente a cuore ai veneti che superano anche l'interesse su chi sarà o meno il Presidente della Regione. Quindi insomma dateci la possibilità in maniera chiara, netta e onesta di dire ai veneti qual è il nostro programma. Lei ci spera in questo terzo mandato? Insomma la speranza, io sono sempre stato contrario ai limiti perché trovo che una democrazia matura abbia comunque i contrappesi per non finire nel cesarismo o nei sistemi totalitari, per cui non capisco per quale motivo se un paese vuole quel sindaco per 100 anni si tenga quel sindaco per 100 anni, a me non piace, ma decidono i cittadini, così deve essere per tutti i livelli istituzionali, per cui io abolirei i limiti ai mandati proprio per questo. Dopodiché, ma se uno ruba, se uno è un lazzarone, lo è dopo 24 ore che è stato eletto, non è che deve aspettare 10 anni per prendere una tangente. L'abbiamo visto, uno prende una tangente anche dopo 10 minuti che è stato eletto. Dunque il messaggio dell'assessore Marcato è chiaro, i veneti hanno bisogno di risposte celeri, non si può aspettare ancora. Grazie all'assessore Roberto Marcato. Queste dunque le dichiarazioni di Roberto Marcato. Andiamo a sentire le reazioni anche di altri partiti naturalmente, in particolare del PD, ma poi la posizione di Fratelli d'Italia che dunque ha aperto a livello nazionale questo spiraglio sul terzo mandato per i governatori. I Dem vanno naturalmente all'attacco, Forza Italia è poco convinta. Sentiamolo. È incredibile che a pochi mesi dalle elezioni regionali si continui a parlare del terzo mandato e della poltrona di Zaia.
È incredibile che ancora una volta la politica del Veneto sia ridotta a poltrone e a spartizioni, mentre le famiglie, i cittadini, le imprese attendono risposte sulla sanità, sul caro energia, sul lavoro. Lo definisce teatro indecoroso il segretario regionale dei Dem, e sul palco per il Partito Democratico c'è solo una compagnia di attori, quella del centrodestra, perché lo spiraglio sul terzo mandato aperto da Fratelli d'Italia con un big nazionale come Giovanni Donzelli rimette indubbiamente le carte in tavola. E mentre Matteo Salvini si affretta a dire che una modifica della norma blocca mandati è possibile entro l'autunno, ma bisogna fare presto, il centro-sinistra si rivolta contro un'ipotesi che aveva, come tutti, evidentemente accantonato dopo il pronunciamento della consulta. Zaia continua a rimanere malinconicamente aggrappato alla sua poltrona, ma di mandati ne ha già fatti 3, anche se la legge ne prevede 2, come ha detto recentemente la Corte Costituzionale, e oggi vorrebbe fare il 4. È davvero incredibile. È giusto invece che al più presto si fissi la data delle elezioni e che la parola venga restituita ai cittadini del Veneto. Sullo sfondo c'è un risico politico non da poco. C'è chi legge nell'apertura dei meloniali la necessità di accontentare la Lega in Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento in cambio della Lombardia. È evidente, prosegue Martella, che dietro queste incredibili manovre c'è solo il tentativo di prendere tempo e nascondere le profonde divisioni interne, prolungando trattative e accordi di potere. Del resto qualcuno poi dovrebbe spiegare ai meloniani veneti, rampa di lancio da mesi, il motivo di dover fare un passo indietro. Il numero 1 regionale Luca De Carlo resta ecumenico, ma sottolinea, ora si sta soltanto discutendo. Che i partiti, soprattutto quello di maggioranza, si interroghi su un tema così importante come quello del terzo mandato è nella natura delle cose. Discuteremo, metteremo sul piatto i pro e i contro di un'eventuale scelta, ma il tutto nella più ampia naturalezza e soprattutto nella consapevolezza di che ciò che stiamo facendo lo facciamo solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Ma che i freni ci siano lo dimostra anche il poco entusiasmo, per non dire altro, degli azzurri di Forza Italia in Veneto. Io ritengo che un limite ai mandati sia stato fatto nei tempi, insomma, un po' di anni fa, nessuno mai l'ha messo in discussione, anzi lo stesso Presidente Zaia in più di qualche occasione nel passato ha detto che il limite dei mandati era giusto e doveroso, e quando il contesto ritorna per una discussione quasi personalistica, la gente non lo capisce. I problemi sono tantissimi. Io credo che continuare su questo dibattito sia anche nauseante. Queste le dichiarazioni e le reazioni. Dunque, allora noi apriamo adesso una parentesi sugli alpini da Conegliano, perché questa mattina all'alba con un meraviglioso concerto si è aperta di fatto la settimana che porterà alla adunata triveneta a Conegliano, e proprio da Conegliano è collegato il nostro Lucio Zanato insieme a parecchi alpini. Vedo Lucio, buongiorno. Cosa sta succedendo e come è andata stamattina, soprattutto con questo bel risveglio di mattina presto? Sì, allora intanto buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, oltre che a te Lina. È andata benissimo, perché sono qua con il Presidente, poi con gli alpini della sezione di Conegliano, che insomma facciamo un po' il punto della situazione, visto che siamo a praticamente 6 giorni dalla partenza, perché si parte venerdì sera, diciamo, col primo evento, gli altri sono eventi tipo il concerto di questa mattina nella marcia di avvicinamento A. Allora, dicevo, è andata molto bene, perché Presidente, vi aspettavate oltre 300 persone alle 6 del mattino, adesso stanno scorrendo le immagini, insomma, primo evento di questo genere alle 6 del mattino vuol dire che alle 5, io ero lì alle 5 e c'era già gente. Sì, no, aspettatelo. Eravamo un po' titubanti, anche perché era un evento nuovo per noi, una cosa nuova, e poi vedere tutta questa gente qua su quel posto lì a San Pietro di Feletto, sulle colline del Fellettano, con la chiesa monumentale di San Pietro di Feletto, è stata una cosa veramente bellissima, emozionante, e è andata veramente bene. Siamo tutti soddisfatti, io personalmente, di come sono andate le cose. Poi avevamo il coro, un coro super per me, ha fatto canti sia alpini e canti altre cante, benissimo. Però diciamo che c'era da caponare la pelle quando la gente ha cominciato a cantare insieme al coro Signore delle Cime. Sì, Signore delle Cime, alla fine hanno fatto Signore delle Cime, veramente è stata la cosa più emozionante, diciamo, tutto è stato emozionante durante l'ora e un quarto, l'ora e mezza di concerto, però il finale è stato veramente una cosa grande, e si è visto dagli applausi che non smettevano più per il coro e tutti quanti.
Questo è stato il terzo evento, perché noi abbiamo seguito tutti gli eventi in avvicinamento della dunata, del raduno del terzo raggruppamento qui a Conegliano, che inizierà appunto ufficialmente con il concerto il venerdì sera al Duomo. Alessandro Cenedese, come sta procedendo la macchina logistica? Lei praticamente non sta dormendo più a casa, dorme in sezione qui in via Beccaruzzi, mi pare, giusto? Praticamente. Quasi, comunque siamo un po' tesi perché mancano pochi giorni, abbiamo allestito tutti i parcheggi per accogliere tutti i pullman, macchine, pulmini che arrivano. Ecco, giusto per informazioni di servizio, chi vuole venire parcheggio ce n'è, perché avete in mano praticamente l'ex area Zoppa Zanussi. Sì, abbiamo l'ex area Zanussi, che ringrazio tanto Grigolin che ci ha concesso questa area. Lì abbiamo posto per dislocare 200 pullman, 300 camper e in più altri tanti pulmini e macchine, pertanto in più abbiamo anche lo scalo ferroviario, che anche lì ci stanno molti mezzi anche lì, perché nel 2015 ricordo avevamo 90 pullman solo lo scalo ferroviario, pertanto come parcheggi logistica per chi arriva posto ne trova a volontà, insomma. Devo dire che è un evento che state seguendo passo dopo passo con una logistica importante, perché la logistica è fondamentale perché tutto funzioni. Però abbiamo scoperto un'altra cosa, vero Simone? Abbiamo scoperto che Conegliano è stata di fatto, la culla delle adunate trivenete, perché tutto è nato qui, questa è la 10ª adunata ed è partito tutto da qui in collaborazione con la sezione di Belluno, mi pare. Sì, la prima Triveneta è nata qui a Conegliano, questo è il 10° raduno che facciamo e quindi siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo evento, di questa nuova avventura in cui ci siamo imbarcati, e aspettiamo ovviamente tutti gli alpini del Triveneto qui nella città del Cima. Ecco, sì, che poi si dice appunto è la 10ª perché voi siete andati a vedervi tutte le riviste delle Fiamme Verdi, a fare tutto il conteggio, perché non si è mai contato in realtà quanti raduni del terzo raggruppamento sono stati fatti fino adesso. Sì, è vero, è un lavoro del nostro tesoriere sezionale, che è una macchina da guerra su questo punto di vista, ha fatto una ricerca certosina e appunto ha snocciolato questi numeri, e quindi siamo particolarmente appunto orgogliosi di questo primato. Ecco Lina, io adesso mi sposto perché con noi c'è anche Floriano Zambon, che è stato il sindaco di ben 2 raduni triveneti. Vero, ecco. 2005 e 2015. Ecco, vieni più qua sindaco, ecco qua, perché uno rimane sindaco per sempre. Allora, un consiglio da chi è un vecchio dei raduni. Allora, il consiglio è quello di vivere il raduno per intero, non soltanto la dunata, perché soprattutto il novantennale è stato vissuto benissimo la notte tra il sabato e la domenica, la gradinata degli alpini a mezzanotte con l'inno nazionale è stata una roba straordinaria. Lo dico da alpino, penso che anche l'artigliere lo dica, vero? Quindi diciamo che se posso dare un consiglio è quello di viverla completamente. Ci sono una serie di appuntamenti propedeutici, anche quello di stamattina è stato straordinario, e quindi penso che, se posso dare un consiglio, è di viverla per intero. Dopo, dal punto di vista logistico, si sono create anche altre condizioni in questo momento, perché la disponibilità del grande parcheggio a cui faceva riferimento Alessandro è un di più rispetto alle occasioni precedenti, agli eventi precedenti. I numeri secondo me saranno numeri interessanti, anche perché questa volta, diversamente dalle altre due, la dunata nazionale è stata più distante rispetto alle altre, quindi era a Biella. Molti, almeno anche degli amici che ho io friulani, mi hanno detto: a Biella non ci siamo andati ma arriveremo a Conegliano. Poi Conegliano ha dimostrato in tutte queste occasioni di raduno di essere particolarmente accogliente ma anche attrezzata, perché la macchina che è stata messa in piedi dal punto di vista organizzativo ovviamente vive anche delle esperienze precedenti, aggiungendoci quello che è richiesto anche dal punto di vista dell'ordine pubblico oggi, e quindi penso che ci siano le condizioni per un ottimo raduno, un'ottima adunata, un ottimo raduno del raggruppamento. Ecco, per ultimo invece Massimo Battistuzzi, lei è cerimoniere, qualche consiglio agli alpini che arriveranno qui la domenica, come si devono preparare, come si devono comportare, se uno vuole sfilare, come funziona? Intanto buongiorno a tutti. Noi abbiamo cercato, sull'esperienza di 10 anni fa e anche di quello che abbiamo visto negli altri raduni, di preparare una zona di ammassamento il più confortevole possibile, sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista proprio anche di servizi accessori. Quindi, tra l'altro, abbiamo la fortuna, come diceva Sandro, di avere 2 bellissime aree di sosta, di parcheggio molto vicine al centro, quindi
ci sarà sicuramente un po' da camminare, però sostanzialmente la zona di ammassamento non è molto lontana. Grosso modo si concentra nella parte nord di Conegliano. Abbiamo cercato di lasciare intatta la viabilità per chi volesse trasferirsi da nord a sud e da est a ovest, però sostanzialmente per gli alpini la zona è molto confortevole, difficile ipotizzare un numero, però noi abbiamo, diciamo così, preparato un'area che dovrebbe accogliere almeno 18.000 persone, quindi gli spazi ci sono. Vi aspettiamo tutti, poi per la sfilata chiaramente tutto il centro di Conegliano sarà imbandierato e accogliente, e poi un bel rancio alpino per tutti quanti. Insomma, una grande festa che noi vi racconteremo giorno per giorno, cominciando da lunedì, ma questo ve lo raccontiamo nel telegiornale di questa sera. Intanto a te, linea allo studio. Grazie Lucio, grazie agli alpini, un saluto a Floriano Zambon. E a Conegliano c'è stato anche altro questa mattina, perché si è rinnovato l'appuntamento con i trattori all'Istituto Enologico più antico e prestigioso d'Italia, il Cerletti. Come ormai consuetudine consolidata da anni, i trattori dei ragazzi che frequentano la scuola enologica si sono ritrovati per partire, scortati dalle forze dell'ordine, e percorrere le vie del centro in un festoso carosello. Lo vedete, 76 i mezzi che hanno sfilato nella città del Cima. Allora noi adesso ci fermiamo per un altro velocissimo break, a tra pochissimo. Ultimissimi minuti, ben ritrovati dal nostro Focus TG. Allora andiamo al focus di questa settimana della CGA di Mestre. Gli artigiani, che lo sapete, ogni sabato si concentrano su un tema e ci danno un dato. Quello di oggi non è particolarmente incoraggiante, è il primo weekend dell'anno, pensate, che non lavoriamo per pagare le tasse, ma, dice Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA, non festeggiano 162.000 veneti, tanto le tasse loro non le pagano mai, così dice Zabeo, che andiamo a sentire. In teoria da questo fine settimana abbiamo terminato di lavorare per pagare le tasse, che purtroppo non accennano a diminuire come vorremmo. Sia chiaro, non esistono soluzioni miracolistiche. Con un debito pubblico tra i più alti al mondo, per ridurre seriamente la pressione fiscale dovremmo razionalizzare la spesa pubblica e aumentare le entrate, facendo finalmente pagare le imposte e i contributi a chi lavora in nero e agli evasori fiscali. Per una regione come il Veneto, che esporta molto e ogni giorno si confronta con i concorrenti di tutto il mondo, la riduzione del carico fiscale rimane ancora uno dei principali problemi che la politica non ha risolto. Questa dunque la situazione. Allora Paolo Zabeo ha parlato di miracoli, noi parliamo invece della festa di Sant'Antonio che si avvicina, è uno degli appuntamenti di questo giugno, intenso il pellegrinaggio dei fedeli in questo fine settimana. Nelle scorse ore in Basilica a Vicenza, accolti i devoti della diocesi, in Basilica a Padova naturalmente, accolti i devoti della diocesi di Vicenza accompagnati dal vescovo Brugnotto. Vediamo. Carissimi, è bello incontrarci qui come pellegrini della diocesi di Vicenza, insieme ad altri pellegrini che in questi giorni frequentano questo santuario in occasione della festa di Sant'Antonio di Padova. Ecco, possiamo dire che Antonio teneva sempre appresso la fiamma dell'amore divino, che lo spingeva ad annunciare la parola di Dio come un fuoco. Così la vita di Antonio è stata animata dalla speranza, aprendo se stesso, aprendosi alla fiducia, aprendo anche gli altri alla fiducia in Dio, nell'amore di Dio, e contagiando di speranza quanti ascoltavano la sua predicazione, che sappiamo essere accompagnata anche da segni prodigiosi. Ma pure ai nostri giorni Antonio infonde speranza in tante persone che qui giungono in pellegrinaggio, come abbiamo fatto noi questa sera, perché qui sperimentano l'intercessione di Sant'Antonio attraverso la guarigione qualche volta del corpo
altre volte dello spirito, altre volte con una vera e propria conversione. Così il vescovo di Vicenza Brugnotto. Noi su queste parole ci fermiamo. Ringrazio nuovamente in regia Mattia Pizzaia e Italo Morao. Appuntamento ai telegiornali di questa sera. A voi tutti un buon sabato pomeriggio. Arrivederci.